che indicazioni ha tratto da questa terza amichevole estiva? Ma direi bene, eravamo comunque molto carichi di lavoro perché anche ieri e stamattina abbiamo lavorato. Sono contento perché ho chiesto determinate situazioni, i ragazzi hanno cercato di farle, chiaramente con qualche difficoltà soprattutto all'inizio perché c'era sicuramente un po' più di freschezza da parte dell'avversario, quindi facevamo un po' fatica nell'accorciare, nell'andare a scalare velocemente, però sono soddisfatto perché era un test importante sotto l'aspetto della determinazione, di andare oltre la fatica. Sono anche particolarmente soddisfatto perché abbiamo potuto utilizzare tutti gli effettivi. Direi buonissime indicazioni, d'altra parte abbiamo tenuto bene il campo per 50-55 minuti, poi naturalmente la squadra ha perso un po' di equilibrio, era un po' stanca, però diciamo che il primo tempo ho visto una squadra già con buoni sincronismi, quindi sono molto soddisfatto. Continuerai a lavorare come hai programmato oppure questa amichevole ti ha dato delle indicazioni tali da cambiare le tue idee? No, anzi mi ha dato buonissime indicazioni, quindi la strada è quella giusta. È chiaro che dobbiamo entrare negli automatismi di reparto sia in fase difensiva sia in fase di costruzione, però la squadra sta lavorando bene, addirittura non mi aspettavo già in questo periodo qua di essere già abbastanza avanti come condizione anche sull'aspetto del gioco, quindi sono soddisfatto. È chiaro che c'è da lavorare molto, ci sono molti giovani da inserire, quindi ci arriviamo, però dobbiamo lavorare molto.